Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, in compagnia anche dei nostri ospiti, che adesso vi vado subito a presentare, così incominciamo prima con gli ospiti e poi con il tema di questa serata. Allora, ben arrivato ad Antonio Cagnin, responsabile tutela ambiente ed energia del Codacons, grazie di essere qui con noi, il Debrando Lava, presidente Confartigianato Veneto Orientale, San Donà in modo particolare, quindi degli artigiani, Romeo Barutta, segretario generale della FILT CGL, Eugenio Benetazzo, economista, grazie di essere qui con noi, Massimo Arcolin, vicepresidente Giovani Industriali di Padova. Ci sta raggiungendo anche il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, e poi tra gli ospiti partecipanti abbiamo il piacere di avere Giuseppe De Cetta, agente di commercio, un telespettatore che ha telefonato un paio di settimane fa, anche la settimana scorsa, da Belluno, e rappresenta tanti lavoratori della zona che non hanno avuto tempo di venire, tempo di venire, quindi lo ringraziamo di essere qui presente, mantengo le promesse, chi chiede di partecipare è invitato, può partecipare, e poi anche ben arrivato Ignazio Conte del Codacons, osservatorio tributario, ai noi, quindi ci viene da tremare. E allora vediamo subito di affrontare quello che sarà il tema odierno, di anticiparlo un po'. Purtroppo non è assolutamente piacevole, il titolo è un po' emblematico, e quindi, ma per noi continuano gli affanni, io dico per noi, per tutti quanti noi cittadini, lavoratori, imprese e quant'altro, continuano veramente i gravissimi affanni, e nel frattempo vi presento anche l'altro ospite che è arrivato, Leonardo Muraro, presidente provincia di Treviso, eccolo qui, grazie anche a lei, con un po' di affanno, un po' di corsa. Allora, perché? Perché effettivamente la situazione, nonostante tutto, continua a non migliorare, e questo non è senza dubbio entusiasmante. Anzi, abbiamo i dati OCSE che ci dicono che, non per noi, per altri, per i dipendenti pubblici le situazioni vanno benissimo, perché abbiamo i dipendenti dello Stato, del parastato e quant'altro che percepiscono almeno tre volte quello che prendono nel resto dell'Europa, e sono dati veramente allucinanti. Qui ho alcuni numeri che però fanno venire un po' di magone, perché per esempio un dirigente italiano della pubblica amministrazione arriva a prendere $649.616, tre volte più la media OCSE, e i dirigenti pubblici di fascia inferiore arrivano a prendere $381.447, quindi rispetto ai $175.000 della media OCSE. Riuscite a capire che in questa situazione, per quello che la nostra spesa pubblica continua ad aumentare, i tagli non vengono fatti, anzi, notiziola di quest'oggi, perché le notizie continuano ad arrivare, sono sempre quelle che fanno raccaponare la pelle. Avviene che Carlo Cottarelli è stato incaricato, lo sapete, di occuparsi della spending review, 32 miliardi di euro entro il 2016. Ci saranno questi tagli che riguarderanno tantissimi ambiti, soltanto che saranno esclusi dagli effetti diretti della revisione della spesa pubblica, gli organi costituzionali, quelli che si fanno le leggi da sé, ovvero la Camera, il Senato, il Quirinale e la Consulta. Cioè sono sostanzialmente organi costosissimi, perché veramente abbiamo delle spese enormi, e questi saranno risparmiati da questo grande taglio lineare che verrà effettuato. Nel frattempo noi abbiamo dei dati che non sono entusiasmanti, perché la presenza, adesso spiego perché ogni ospite è qui presente, il nostro sindacalista è qui presente perché rappresenta una situazione drammatica, la Komatsu di Este, ma non solo, perché ci parlerà anche di altre aziende molto molto grosse di cui non si parla molto, anche se della Komatsu abbiamo proprio notizie oggi sui giornali, dove abbiamo tanti lavoratori di cooperative che prendono stipendi bassissimi. Sono stati cambiati nell'arco di 7 anni 8 volte, adesso perderanno il posto di lavoro, nessuno ne parlerà, resteranno disoccupati e verranno sostituiti con un'altra cooperativa, ironia della sorte, quindi questa è la tragedia della situazione. Gli industriali ci diranno, giovani industriali, come se la stanno cavando sul territorio, perché nel frattempo le tasse non sono diminuite, il cuneo fiscale non mi risulta assolutamente sia stato toccato. Eugenio Benetazzo, che va in giro per il mondo e che è appena tornato da quale paese? Da Brasile? Se non sbaglio. Benissimo, ci dirà la situazione nel resto del mondo come va, perché tutti dicono c'è la grande crisi mondiale, non c'è la crisi mondiale, c'è la crisi dell'Italia piccolina, perché anzi la Germania va molto bene, il resto d'Europa si sta riprendendo, la Spagna anche, e non solo la Spagna, vediamo il resto del mondo come sta andando e dal punto di vista economista che cosa ravvede, quindi tutti gli altri ospiti potranno rendersene conto. Leonardo Muraro viene da un momento abbastanza, forse può tirare un po' di respiro di sollievo, perché almeno sembra che le province un attimo possano continuare ad operare e hanno ben poi di grattacapi
purtroppo con le aziende nel settore che licenziano, che stanno chiudendo, e quindi rappresenta anche l'onere di rappresentare il settore lavoro, perché a questo punto ha anche questa incombenza. La zona di Treviso era una zona ricchissima e adesso vediamo, lei ci racconterà cosa sta succedendo. Codacons ci dirà, supportato anche dal settore tributi, cosa i nostri poveri cittadini da aspettarsi, e il Debrando Lava, che rappresenta gli artigiani di una zona altrettanto prosperosa, perché il Veneto orientale diciamo che è veramente stato trainante. Adesso invece voi vi state organizzando, state cercando di trovare dei sistemi per spingere un po' a fare qualche investimento cittadino, insomma, per non soccombere, è corretto? Sì. Assolutamente sì, e il nostro telespettatore ne avrà parecchie da chiedere, se non sbaglio, no? Molte. E allora intanto incominciamo subito vedendo il nostro primo servizio, che è stato sempre estrapolato da un contributo televisivo. Vediamolo insieme, che ci dà un po' un là per incominciare. Seguiamolo. Un altro calo, ed è il nono consecutivo. Da oltre 2 anni a questa parte il nostro prodotto interno lordo, cioè la nostra ricchezza, diminuisce di uno 0,1% rispetto al trimestre precedente, di quasi 2 punti nell'ultimo anno. Ma come sempre tutto è relativo, e quindi, considerato che arriviamo da cali ben peggiori e che gli analisti avevano ben più gelide attese, tutto sommato non va così male. A maggior ragione se aggiungiamo che non va bene neppure nell'Eurozona. Secondo le stime BCE quest'anno il PIL è ancora più negativo, seppur comunque in miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni, e migliorano anche le stime del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che si attesterà al 12,1% sia nel 2013 che nel 2014. E se l'economia reale stenta, procede a rilento anche l'esame degli emendamenti alla legge di stabilità. Delle oltre 3.000 proposte di modifica finora ne sono state falcidiate solo 600, dichiarate inammissibili. Tra queste la proposta bipartisan di una no tax area fino ai 12.000 euro, giudicata troppo costosa. Ora si punta ad un taglio del cuneo fiscale, concentrando le detrazioni sui redditi tra i 15 e i 20.000 euro. Passa invece l'emendamento sulla vendita di parte di spiagge per far cassa. E intanto, in attesa del pacchetto degli emendamenti del governo, il voto sulle proposte di modifica slitterà verosimilmente da oggi alla settimana prossima. E poi sembra che la nostra legge di stabilità non piaccia neanche tanto all'Europa, per cui non è che dobbiamo essere tanto contenti. Incominciamo con il nostro economista, vediamo un po' di fare un quadro di come viene vista l'Italia e cosa sta succedendo nel resto del mondo. Dopo ci farà anche le sue previsioni, cioè noi toccheremo ferro dove è possibile, perché finora le ha indovinate tutte, azzeccate, intivate, come si può dire. L'outlook del nostro paese non fa altro che rimandarci alle esternazioni che ha fatto la BCE 10 giorni fa con il cambio di politica monetaria, in cui ha abbassato per l'ennesima volta, 5 volte consecutive dal mandato di Draghi, il costo del denaro, e ha già manifestato con grande presunzione che questo taglio non sarà l'ultimo, cioè significa che potremmo arrivare probabilmente fra 6 mesi ad avere addirittura tassi pavimentali, cioè lo 0% come il Giappone. Le preoccupazioni che derivano dalle autorità monetarie europee sono oggi piuttosto scoraggianti, perché a fronte di queste opportunità e meccanismi di intervento che hanno stilato da circa 2 anni, al di là della Germania non si vedono oggettivi e sensibili miglioramenti sul piano delle principali variabili macro. E le principali variabili macro sono l'inflazione, che stenta a non decollare, che in questo momento qua dovrebbe essere vista come una manna, se non altro per gli stati, e soprattutto poi l'occupazione. La situazione strutturale che sta caratterizzando l'Unione Europea ci sta proiettando in quella che è stata definita duplice da tanti contenitori finanziari indipendenti, che parlano di giapponesizzazione per l'economia. Che cosa vuol dire? Spieghiamo per chi non conosce non è un bel termine, perché non che diventiamo giapponesi, ma che entriamo in una fase di lento
questo declino post-industriale simile a quello che ha vissuto il Giappone per circa 15-20 anni fa, fino a quando l'anno scorso il suo primo ministro Abe Shinzo ha detto adesso basta, mi prendo io la responsabilità, provo a sparare col bazooka, cioè a intraprendere una politica monetaria espansiva come nessun'altra banca centrale aveva mai realizzato prima, e anche lui, per quanto può fare, ha dei risultati veramente molto modesti. E questo per quanto riguarda l'economia, quindi non dell'Italia ma addirittura di quasi tutto il blocco europeo, quindi una consistente diminuzione dei fatturati delle aziende e una diminuzione del tessuto imprenditoriale, a fronte del quale poi sul piano sociale andrà a controbilanciarsi o verificarsi la cosiddetta sudamericanizzazione delle nazioni o delle popolazioni, in particolar modo delle aree cosiddette periferiche. Che cosa vuol dire? Che tanti paesi in Unione Europea vivranno lo scenario sudamericano. E qual è lo scenario sudamericano? In passato la popolazione bipolarizzata, quindi o sei particolarmente benestante o sei particolarmente povero, quindi con mezzi limitati. E, insomma, dal nostro sentiment penso che siamo tutti quanti confidenti che questo tipo di scenario ha già iniziato a verificarsi, ma non da qualche mese, probabilmente da qualche anno. Il mondo, grazie a Dio, non è tutto in crisi, perché se conteggiamo il PIL del pianeta, questo cresce tra il 2,7 e il 3, quindi c'è da chiedersi, ma se il marcio è negli Stati Uniti, qualcosa si sta muovendo, scusate, il marcio è in Europa, qualcosa si sta muovendo negli Stati Uniti, chi lo fa questo 3,1%? Lo fanno altri paesi che 10-15 anni fa non venivano neanche considerati sul piano economico, ma che in proiezione a 15 anni saranno destinate a diventare le economie trainanti, player principali del pianeta. E non mi sto riferendo alla Cina, perché la Cina fra 20 anni dovrà gestire questo boom economico che adesso rischia di diventare un boomerang sia sul piano finanziario che su quello sociale, no? Mi sto riferendo a paesi come il Messico, come il Brasile, come il Canada, cioè che hanno un grande potenziale, e come l'Australia, che hanno un grande potenziale di crescita legato prima al loro outlook economico, legato all'export che riescono a sviluppare grazie all'indotto delle materie prime. E l'aspetto che noi non potremmo mai colmare è il cosiddetto gap generazionale. C'è una popolazione demograficamente molto giovane, questo vale tanto per tutto il blocco indonesiano, Cina, India e tutta l'area cosiddetta dell'ASEAN, Association of Southeast Nation, quindi c'è paesi come il Bangladesh, la Cambogia, il Laos, la Mongolia, cioè sono mercati di prossimo boom economico, ma neanche boom, proprio esplosione, proprio dovute al fatto che i rispettivi governi stanno attuando delle politiche per accrescere il benessere sociale attraverso l'intercettazione di investitori stranieri che dirottano quindi flussi, in particolar modo dai mercati occidentali, perché le aziende che oggi crescono attraverso l'export. Ma perché attraverso l'export? Perché in questi paesi si consuma. E perché si consuma? Perché sono giovani, il ragazzo giovane si deve sposare, deve comprarsi l'automobile. Se lo vuole fare non lo può fare, deve scappare, perché non queste velleità. Il paradosso che ho vissuto io proprio qualche settimana fa, cioè andando a visitare come missione esplorativa proprio per investimenti diretti su questo stato sudamericano che è l'Ecuador, e vedere come gli spagnoli, cioè i ragazzi spagnoli, oggi si trasferiscono in Ecuador nella speranza, cioè nel tentativo di trovare un lavoro, quando 10-15 anni fa era il contrario, era dall'Ecuador che andavano in Spagna a cercare lavoro. E questo sta accadendo in tantissime altre realtà, cioè dall'Inghilterra si spostano in paesi che hanno subito la colonizzazione inglese e così via discorrendo. Purtroppo lo scenario che ci attende come italiani, come contribuenti e anche come risparmiatori è abbastanza ben delineato per quanto riguarda l'outlook italiano, perché il deficit è destinato a aumentare,
Ma per ovvie ragioni, cioè il gettito, la pecora, come diceva Tremonti, la puoi tosare 100 volte, ma la puoi scannare una volta sola, ed è quello che sta accadendo alla popolazione. Chi ha capacità di impresa, chi ha capitali, sta migrando fuori, quindi qua avremo come aspettativa quella di andare a tassare ulteriormente gli immobili, prima e seconda casa. Poi sarà il turno dei patrimoni finanziari. Mi riferisco a tutti, quindi chi ha dai 20.000 euro ai 2 milioni di euro, probabilmente chi ha 2 milioni di euro ha già provveduto a portarli fuori, e poi arriverà finalmente quello che ci auguriamo tutti quanti noi indipendenti, il famoso Memorandum of Understanding si chiama, cioè quello che Draghi la scorsa estate ha strutturato assieme alle altre autorità europee, che è la cosiddetta medicina e il commissariamento sovranazionale, cioè il famoso piano di interventi, di aiuti finanziari che vengono concessi ad un paese dell'Unione Europea per non farlo fallire, perché sennò si tirerebbe dietro l'euro. La troica, insomma. Sì, è come dire avere, non so, la badante in casa che ti dice che cosa devi fare per non cadere per terra o per evitare di inciampare, però a fronte di queste condizioni, di questo flusso finanziario agevolato che verrà concesso, verranno previsti una serie di interventi che per noi italiani saranno un cambio epocale, ma che per chi è giovane e pensa e vuole vedere finalmente un'Italia che cambia, sarà il momento sperato, perché alla fine quello che ci chiedono, ci hanno già chiesto, se qualcuno si ricorda, la famosa lettera di agosto del 2011 con i 39 punti, che cosa chiedevano? Il mercato del lavoro dinamico, che in sintesi che cosa significa? Poter licenziare, cioè libertà di licenziamento o non creare tutti i paletti che oggi abbiamo. Poi abrogazione degli organi, degli ordini professionali, privatizzazione di tanti servizi, cioè tutto quello che serve alla macchina statale, all'amministrazione statale, per abbassare i costi e poi rendersi più competitivi. Prima avevate menzionato non vogliono intaccare i costi degli organi costituzionali, quindi Camera, Senato, Quirinale, ma guardate, si tratta di 2,8 miliardi di euro, cioè, ma che se li tengano anche? A me basta, prima avete menzionato la nuova spending review, 35 miliardi di euro nel 2006, 35? Ma io sogno 150 in un anno, no? 35, non fate niente con 35, ma neanche se azzerate i costi degli organi costituzionali, cioè questi sono tutti pensieri che a casa magari creano un po' di maggiore apprensione, il fatto di dire facciamo dimezzare i costi della Camera, eliminiamo il Senato, ma l'outlook del paese non cambia, perché in questo momento qua chi può creare occupazione sono solo investitori esteri, cioè nuove grandi aziende che arrivano in Italia e vedono il cambiamento dell'auto. Chi è andato via come italiano, state sicuri che non torna più? Purtroppo questo è vero, no? Dopo torniamo su questi discorsi. Siccome poi lei è l'unico politico qui presente, come ravvede che si possano, e secondo lei si possono aggiustare le cose? Questo è un po' un quadro che poi peraltro drammatico, però realistico, insomma. Il Eugenio sicuramente è un po' il Nostradamus del contesto sociale odierno, perché Nostradamus anche dicono che prevedeva cose anche veramente reali. Non mi fa paura ogni volta, perché con anni addietro. Guarda, io non è che mi faccia paura questa previsione, perché sicuramente da che mondo è mondo ci sono sempre state le oscillazioni sinusoidali che hanno fatto le grandi economie di vari territori. Se pensiamo alla Cina, cos'era col Gran Khan, cos'era il romano, l'impero romano, se pensiamo a tutte queste oscillazioni. Il fatto è che si pensava che con una globalizzazione e con un controllo in mano a poche persone dell'economia non ci fosse solamente un obiettivo di grandi profitti a parte di pochi per creare queste grandi problematiche che diventano dei temi sociali importanti, perché un giorno o quell'altro, quando la gente si stancherà, qualcuno una volta prendeva il forcone, adesso non so cosa prenderà, ma sicuramente le tensioni sociali si possono acuire su tutto questo. Se poi pensiamo che siamo in un contesto europeo, parlava Eugenio del concetto delle grandi aziende investitori che vengono qui da noi, in questo momento io sto soffrendo per quanto riguarda la Electrolux, multinazionale, che voi ben sapete, loro hanno un target di profitto. Se questo target di profitto non viene realizzato, si perde, non so, il 2% del 10% di utili, si perde il 2%,
lasciano tutti in braghe di tela e vanno fuori. Ma vanno fuori dove? Hanno già fatto una razionalizzazione dei posti di lavoro a Conegliano, Inox Valley, 5 anni fa, dove sembrava che il frigorifero era il tema centrale di Conegliano, per cui avevano diversificato e dovevano una stabilizzazione sui 1500 lavoratori. Dopo 5 anni adesso vogliono uscire, ma non è che escano e vanno in Ecuador o vanno in Canada o in Australia, vanno in un paese europeo dove noi paghiamo 30 miliardi di euro all'anno all'Europa perché l'Europa finanzia l'economia della Polonia. Allora il costo del lavoro è 6 euro in meno all'ora del lavoratore polacco, finanziato dalla comunità europea che noi abbiamo pagato, e chiudono le aziende qui da noi per aprire in Polonia. Cioè, se questa è l'Europa qualcosa non funziona. È vero che Draghi ci dà i soldi adesso quasi a pavimentazione, cosa hai usato prima? A livello pavimentale. Livello pavimentale significa tasso di interesse zero. Però vorrei capire perché lo spread che applicano le nostre banche non è zero. Anzi, qui da noi le nostre banche hanno dei prestiti delle imprese che rasentano veramente i livelli di legge per quanto riguarda lo strozzinaggio che viene fatto dalle aziende. Allora c'è qualcosa che sicuramente non funziona e io credo che in tutto questo contesto, se noi non abbiamo una capacità, e qualcuno quando dice andare fuori dall'euro, io non credo sia la soluzione corretta. Noi dobbiamo poter incidere di più sull'euro, perché l'Europa non può e non deve essere solamente un'articolazione economica e finanziaria, ma deve iniziare a dare dei parametri anche amministrativi ai vari governi, ai vari stati. Si vogliono eliminare gli stati, eliminiamo una buona parte dei stati, perché ormai noi abbiamo sempre le frazioni europee, ma è inammissibile che abbiamo un costo del lavoro diversificato all'interno delle stesse nazioni che ci sono in Europa. Mi ha detto una cosa importantissima. Una fiscalità, noi abbiamo quasi il 68% di tasse dirette e indirette qui in Italia e vai a 50 km in Slovenia, in Austria e pagano il 25 e il 22% di tassazione. Questa è una cosa che non può funzionare. Allora il nostro Stato è debole in tutto questo, i 2.074 miliardi di debito pubblico, 90 miliardi di tasso di interesse all'anno. Nella stabilità i 3 anni sono 17,5 miliardi di manovra, 17,5, non paghiamo neanche un quinto del tasso di interesse che dobbiamo pagare ogni anno sul debito pubblico. Infatti. No, ma tra l'altro c'è un'altra cosa sconvolgente, perché il ministro francese dell'economia sociale ha rilevato, rivolgendosi alla Merkel, che la Germania paga 400 euro al mese i lavoratori che vengono dall'est Europa o quelli che eventualmente afferiscono dai paesi, ormai noi siamo considerati... Noi apriamo le frontiere al Nord Africa e diamo soldi anche a loro perché ne abbiamo tanti. E allora questa è una cosa sconvolgente, perché da qua si tratta appunto di mettere in discussione tutto un sistema. Chiedo a lei un po' un intervento, perché qua sono stati toccati i lavoratori, abbiamo parlato dell'Electrolux, ma in realtà i casi portati a livello nazionale sono tantissimi e lei poi si fa rappresentante di lavoratori che non possono comparire perché le trattative sono ancora in corso, sarebbero venuti ma non era il caso si presentassero, della Komatsu. Cosa può dire, prendendosi anche però la veste di rappresentare l'Electrolux e tutte le altre aziende? Non so se sono all'altezza di rappresentare quanto... come sindacato, insomma, comunque, allora, quelle sono le situazioni. Credo che quello che è stato appena rappresentato dal Presidente non sia un caso isolato, insomma, una nota azienda che credo tutti conoscono, insomma, una delle più grandi multinazionali come Corriere Espresso, la TNT, ha intrapreso una politica di riduzione di 1/3 dei propri dipendenti nel corso degli ultimi 6 mesi, da 3.000 porta a meno di 2.000 lavoratori e la parte consistente di questo taglio avviene col trasferimento proprio in Polonia di tutta una serie di attività, lasciando i pezzi in Italia, cioè noi a pagare la cassa integrazione, a pagare i debiti e qualcuno a pagare. Credo che questo non sia un sistema dentro questo... Quindi 1.000 persone che restano. Sì. Qual è la zona? La zona è tutta Italia. Quindi un po'... È un po' ovunque, nel senso che la TNT è una delle società più radicate in tutto il territorio nazionale, ma Sardegna, Sicilia, Bolzano, Padova.
Peraltro la nostra provincia ha la sede più grande del nord Italia, insomma, qui tra diretti e indiretti lavorano quasi 600 persone, insomma, per cui un taglio di un terzo si fa presto a fare i conti, insomma. Per cui abbiamo questa situazione che al momento abbiamo governato con il contributo del Ministero, ma che ovviamente sembra quasi ci siano armi spuntate, nel senso che multinazionale decide vi do l'informazione e li finisce e a te rimane, come dire, i cocci in casa, ma è una, come dire, una lotta in pari, nel senso che qui non basta l'euro, insomma, serve un governo politico di questa Europa infatti, e questo è il punto cruciale, insomma, altrimenti già insomma, il tempo, le norme che sicuramente è stato le norme, la cosiddetta Bolkestein, insomma, no? Insomma, voglio dire, già danni ne ha fatta più di tanto non si riesce a fare così individualmente. No. Sì, la lascio terminare che poi volevo sentire un attimo, cioè volevo dire questo, poi devo riprendere il discorso, andiamo anche in pubblicità. Ma secondo lei è mai possibile che non si riesca ad agire a livello internazionale, che non abbiamo delle rappresentanze europee che possano prendere, perché poi abbiamo la Indesit, il discorso, abbiamo di aziende... La Gatorade, Indesit, Electrolux. Lo Sport System, tutta la zona dello Sport System, per stare in quella zona lì. Abbiamo parlato con lavoratori che sono venuti qui di altre aziende, insomma è un mondo infinito, poi ne affronteremo anche altri, poi sentiremo i giovani imprenditori. Che non si possa prendere in mano la situazione con delle politiche di tutela, di salvaguardia, perché poi giustamente questi soldi noi li stiamo dando. Poi chi va via cosa trova? Perché tanti ci hanno scritto e ci dicono dateci delle indicazioni per trovare lavoro all'estero. Attenzione, e c'è anche un rischio, 400 euro al mese che lavori all'estero, non fai veramente la fame, cioè fai quello che fanno gli extracomunitari qua da noi, cioè non c'è tanto da scherzare. Poi speriamo che possa andare meglio, per cui... Io vorrei tornare un attimino più sulla microeconomia, nel senso che i temi macro affrontati per carità, sono abbastanza terrorizzanti, però come associazione consumatori noi rappresentiamo un po' la parte più arrabbiata, diciamo, della società italiana, perché da noi si presenta il cittadino comune con dei problemi estremamente gravi che possono rappresentare un'inezia per chi dispone di redditi elevati, ma che per chi è al minimo o percepisce una remunerazione normale affronta delle grosse difficoltà. E io non vedo dietro questi problemi un momento di problematica insormontabile, vedo la possibilità di risolverli abbastanza facilmente. Ci sono anche tanti strumenti, non sono divulgati, non sono informati, cioè applicare, far sì che una utility sia chiara nelle sue tariffe. Questa qua è un'opera semplicissima, insomma, da fare, non credo che ci vogliano soverchi problemi. La Confartigianato di una zona della provincia di Venezia, sfruttando quello che c'è, ha messo in atto un'iniziativa che, se funziona, e mi auguro che funzioni, può avere un peso non indifferente proprio per rimediare anche a queste fughe. Lascio che sia appunto il debrando il problema è che purtroppo ci troviamo questi problemi perché se si sente alla televisione oggi, qualsiasi notiziario informativo, si parlano sempre delle stesse cose. Si parla di decadenza, si parla di... Il problema della nostra classe politica è che deve essere rinnovata radicalmente. Questo è il problema nostro. Deve essere... Non abbiamo una classe politica visibile a livello estero. La Corea del Sud non è che abbia delle strutture, diciamo, sostanziali diverse da quelle italiane. Ha messo su un ministero del futuro, me lo conferma? Sta recuperando tutti gli scienziati che sono andati, i ragazzi che sono andati a studiare all'estero, Noi cosa facciamo in merito? Tassiamo la ricerca più di qualsiasi altro paese? Sono cose difficili da fare. Quanto può incidere la ricerca? L'1% del PIL. Abbiamo un governo che si affanna a recuperare 4 miliardi e mezzo.
con un debito pubblico di 2.374 miliardi. L'ultimo dato, perché cresce con l'1% del debito pubblico sono 20 miliardi, 21 miliardi. Cioè 4 volte o 5 volte il problema dell'IMU. Questi sono falsi problemi, secondo me. Altra cosa, ridurre i costi della politica. Io più che ridurre i costi della politica ridurrei il numero dei politici. Allora, quando sono state formate il nostro sistema democratico, la Camera e il Senato, i 1000 senatori, dovevano controllare e amministrare un territorio esattamente grande come quello che abbiamo adesso. Allora non avevano telefonini, non avevano computer, non avevano nulla. Lavoravano e l'Italia ha avuto il boom, l'Italia è cresciuta, l'Italia si è molto desta in quel periodo. Abbiamo avuto premi Nobel, la chimica l'ha inventata un italiano. Però adesso siamo ma le risorse ci sono ancora. L'italiano, io ho avuto la fortuna di avere un'esperienza di vita in Germania per 6 anni, ho lavorato in Germania per 6 anni. Devo dire, in Germania l'italiano è visto come un genio, amano gli italiani, io non riesco a capire questo problema con i tedeschi in una maniera più assoluta, ci ammirano, abbiamo un patrimonio, solo il patrimonio artistico che abbiamo, turismo e patrimonio artistico. Storico. Ci rendiamo conto che tutti i musei italiani incassano meno del Louvre, del solo Louvre? Questi sono dati che sappiamo. Del solo Louvre. Adesso non credo ci vogliano geni come quelli esposti al Louvre per indovinare o realizzare una politica museale in Italia che sia efficiente e che crei posti di lavoro. Certo, quando regaliamo i biglietti come la regione Friuli Venezia Giulia, ovvio che quella che poteva essere e vengono dall'estero per vedere certi musei nostri, certe opere nostre, fanno la fila e trovano chiuso spesse volte. E questo è intollerabile su un paese con il nostro patrimonio. No, voglio sentire tanto il Presidente Lava quanto naturalmente il Vicepresidente dei Giovani, però abbiamo la pubblicità che sta incombendo. Volevo aggiungere solo un'altra cosa, giustamente ha posto il dito il Presidente Muraro sul problema del credit crunch. Ecco, è una cosa che non riesco a capire, perché le banche a livello di garanzia se ne prendono quanto vogliono, speculano cioè voglio dire, una banca dovrebbe guardare quello che è il piano industriale, l'idea imprenditoriale, il piano industriale presentato, non deve guardare, perché alla fine i soldi vengono prestati sempre ai soliti noti. E dopo i soliti noti fanno i boom, quando le banche sono sotto ricatto della Banca d'Italia sono costrette a fare determinate azioni. Sì, però soldi dalle banche ne hanno avuti parecchi, certe famiglie attualmente ospiti delle patrie galere. Ecco. Allora, detto che torniamo su questi discorsi, sentiamo poi anche i giovani e Lava e naturalmente cosa anche da intervenire il nostro pubblico. Pubblicità, pochissimi secondi.